Siete ancora con Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. Siamo in diretta la domenica alle 19, in replica anche dopo la mezzanotte sul canale 11 del digitale terrestre e anche naturalmente sulla piattaforma Sky, canale 823. Abbiamo qui Antonio Lapisarda, stiamo parlando del campionato di promozione, adesso il girone C con i risultati insieme a Gemmi. Aci Sant'Antonio, Città di Catania 1-0. Atletico Pedara, Belpasso 1-2. Belvedere, Adrano 1-0. Città di Mascalucia, Real Città di Paternò 2-2. New Pozzallo, Real Aci 2-0. San Gregorio, Pachino 0-3. Sporting Trecastagni, Real Avola 3-1, ha riposato il Biancavilla. Il Biancavilla ha riposato, come ha detto bene Jenny, ma continua ad essere la squadra prima in classifica in questo girone C del campionato di promozione. Esattamente. Guardiamo la classifica perché è importante vedere, iniziamo dal basso, spiacevole di nuovo episodio del San Gregorio che naturalmente perde a tavolino e ricordiamo siamo alla seconda, alla quarta la squadra viene estromessa dal campionato, noi ci auguriamo per il San Gregorio che questo non accade. Importante pareggio per il Real Paternò che prende un punto in trasferta, la squadra ha bisogno di punti, la squadra di mister Busetta fa bene, veramente molto bene, poi prende questo punto e speriamo bene per il proseguo. La sorpresa del Belpasso, che è una squadra che in sordina, attenzione, non era una squadra costruita per fare il campionato a bassa classifica, però è una squadra che silenziosamente, Ettore veramente, è riuscita a trovarsi lì, davanti a tutti quanti, soltanto seconda, vicina alla capolista che oggi ha riposato. È importante, l'unica squadra che è riuscita ad approfittare di questo turno per arrivare seconda e starci, perché ora è una squadra che può veramente sognare il primo posto. È vero, tra l'altro battendo un Atletico Pedara che stranamente è in crisi. Non si riesce a capire, era stata allestita una squadra molto interessante, però evidentemente in quest'ultimo periodo qualcosa non gira per il verso giusto. È una squadra che ha perso gli incontri decisivi, magari anche contro lo Sporting Trecastagni. È una squadra che purtroppo riesce a far punti, ma non con le grandi, negli scontri diretti, purtroppo. Hai parlato dello Sporting Trecastagni che ha battuto comunque un Real Avola di una certa caratura. Che era secondo in classifica. Secondo in classifica, abbiamo il servizio di Achille Teghini, lo vediamo e poi lo commentiamo. Di Biancavilla non era facile trasformare lo scoramento in coraggio, ma la squadra allenata da mister Luca Di Gregorio ha saputo reagire sul campo, battendo la seconda della classe, mostrando una prestazione impeccabile. Parte subito bene lo Sporting Trecastagni, che trova il gol del vantaggio dopo pochi secondi dal fischio d'inizio, con Inserra che si fa beffe della difesa avversaria e con una girata realizza il gol. Gli ospiti provano a reagire, così, sfruttando una disattenzione difensiva del Trecastagni, trovano il gol del pareggio al settimo, grazie al pallonetto di Attilo Sirugu, che beffa un incolpevole Ravasco. Una volta realizzato il gol del pari, il Real Avola continua a spingere con un Trecastagni che ha continuato a concedere troppi spazi, favorendo gli inserimenti del reparto offensivo avversario. Al 27esimo però Federico Luca pesca in maniera precisa Inserra che però temporeggia troppo e spara alto. Al 32esimo ancora uno scatenato Federico Luca sugli sviluppi di un calcio di punizione ha costretto agli straordinari il portiere avversario Scordino. Allo scadere dei primi 45 minuti lo Sporting Trecastagni ha la possibilità di passare in vantaggio, ma il tiro di Flavio Boccaccio ha dato solo l'illusione del gol. Il primo tempo si chiude in parità sul punteggio di 1-1 con le due squadre che si sono equivalse. Nella ripresa è lo Sporting Trecastagni a prendere in mano il pallino del gioco. Il gol del nuovo vantaggio infatti non tarda ad arrivare. Sugli sviluppi di un lancio lungo al minuto 49, Abate colpisce di testa dopo un batti e ribatti, beffando Scordino e scatenando la gioia della panchina. Sul 2-1 è ancora il Trecastagni ad inferire sugli ospiti. Al 51esimo arriva infatti il terzo gol della compagine gialloblu, con un super Vito Giacone che tira di potenza un calcio di punizione dalle tre quarti che non lascia scampo all'estremo difensore avolese. 3-1 e partita in cassaforte per i gialloblu. I rossoblù accennano una reazione, ma il reparto difensivo dello Sporting Trecastagni è apparso visibilmente insuperabile grazie anche alle prodezze di Ravasco che ha stroncato ogni tentativo di reazione con le sue parate.
Con lo scorrere del tempo e con il doppio vantaggio acquisito, il Real Avola molla la presa, chiudendo la gara in 10 uomini, con l'arbitro Daniele Galluccio della sezione di Caserta che ha espulso Costa. Tanta paura e tanta preoccupazione nel finale, quando il fantasista gialloblu Federico Luca si è accasciato a terra dopo un contrasto, rendendo necessario l'ingresso in campo dei soccorsi medici e costringendo l'arbitro a sospendere il gioco per 5 minuti. Sospiro di sollievo poi negli spogliatoi, quando il giovane trequartista si è ristabilito. Al fischio finale è esplosa la gioia di tutto lo staff gialloblu. Grande vittoria meritata, abbiamo preso quei punti che domenica ci sono stati, io parlavo di furto l'altra volta per questioni arbitrali, però siamo ripresi oggi con gli interessi, abbiamo fatto una gran partita, solo un errore ci è costato il gol del pareggio, poi la squadra è uscita benissimo il secondo tempo e ha meritato la vittoria, ecco, non ci sono dubbi su questo. Sicuramente stiamo facendo bene, stiamo valorizzando qualche altro giovane, e quando arrivano 6 vittorie io sono rammaricato invece per i punti che abbiamo perso in passato, che meritavamo, tipo Biancavilla, tipo Città di Catania. Ecco, questo mi dispiace molto. Ecco. Ma il mister mi ha detto di fare questo sacrificio oggi, di giocare dietro il terzino, visto qualche emergenza che Salvo Mirabella non ha recuperato. Diciamo che quando ero più piccolo sapevo fare tutti i ruoli e mi so adattare ovunque. Mi è andata bene, sono contento delle mie prestazioni, ma principalmente della squadra. Aver portato i 3 punti a casa è la cosa fondamentale. A Biancavilla noi avevamo preparato la partita perché abbiamo un gruppo fantastico. E voi avete visto le immagini, l'hanno viste tutte, e abbiamo perso immeritatamente. Però il calcio è anche questo, oggi serviva la risposta e c'è stata in tutti i sensi. Per chiudere su questo girone C del campionato di promozione, settimana prossima, guarda caso, il calendario prevede un bel passo Sporting Trecastagni. Esatto. Sarà veramente una partitona. Sì, sono veramente d'accordo, sarà una bella partita veramente. Da gustare. Da gustare. E adesso il girone D con immagini e anche un collegamento telefonico importantissimo. Subito i risultati della 10ª giornata insieme a Jenny. Aragona Licata 2-2. Atletico Caltanissetta, Ravanusa 3-3. Casteltermini, Nissa 2-4. Comiso, Ragusa rinviata al 2 dicembre alle ore 14:30. Marina di Ragusa, Macchitella Gela 1-3. New Team Ragusa, Santa Croce 1-1. Polisportiva Palma, Canicattì 5-3. Ha riposato l'Atletico Gela. Allora, in classifica, vittoria numero 11 della Nissa, un breve commento tecnico perché voglio sentire anche una battuta con Andrea Lovento e poi collegamento con il DS della Nissa. Esattamente, allora guardiamo la classifica, più 10, ma fino a pochi minuti erano più 11. Diciamo che la Nissa era sotto il segno dell'11, 11ª vittoria, 11ª giornata e fino a pochi secondi anche 11 dal Licati che va a pareggiare con l'Aragona in extremis. Ora il distacco fra prima e seconda è soltanto 10 punti, ma è inutile ormai parlare della Nissa perché è una squadra che veramente sta facendo bene, molto bene, gioca molto bene e credo sia la pretendente per salire di categoria. C'è poco da fare. Andrea, tu hai visto la New Team contro il Santa Croce, però di questa partita ne parleremo tra poco. Come vedi questo girone? Giustamente dice bene, la Nissa ha ormai fatto il vuoto, però il secondo posto è ancora apertissimo. Sì, nel calcio tutto è possibile, ma chiaramente a mio avviso la Nissa ormai possiamo dire ha vinto il campionato, nel senso che ormai più 10 sulla seconda Licata e 11ª vittoria, diceva poc'anzi Antonio, chiaramente. Nel calcio tutto è possibile, ma ormai campionato chiuso per quanto riguarda la prima Anche perché poi insomma se ci sono più punti sappiamo benissimo che la griglia dei playoff viene a cambiare, quindi anche questa per cosa quanto riguarda i importante. playoff a mio avviso ormai la griglia è ben ormai stabilizzata, nel senso che Licata, Atletico Gela, Ragusa ed Aragona a mio avviso saranno quelle che poi andranno ai playoff. Difficilmente vedo una New Team o un Casteltermine o un Canicattì. Però siamo solo alla 10ª giornata. Chiaramente sì, però hanno dimostrato una qualità maggiore rispetto a tutte le altre. Certo. Allora, collegamento telefonico adesso con Massimo Ferraro che è il DS della Nissa. Direttore, mi sente?
Sì, buonasera. Buonasera direttore, intanto complimenti per l'11ª vittoria di seguito, ormai siete diventati una squadra conosciutissima su tutto il territorio nazionale, quindi è la dimostrazione che il lavoro fatto ad agosto poi è stato messo bene anche in campo sia da parte della dirigenza, da parte dei giocatori, ma soprattutto anche dal mister, no? Che ne dice? Sì, decisamente sì. Considerato anche il fatto che abbiamo messo su una squadra completamente nuova, questo a mio avviso credo che sia la risultante di un lavoro fatto un po' da tutti, sia dalla società, sia dalla squadra, sia dal mister, perché io sono sempre dell'idea e ritengo che la squadra è forte, ma alle spalle ci deve essere pure una grande società. Certo, indubbiamente. Quindi, alla fine credo che sia questo il merito della Nissa oggi. Chiaro. Allora abbiamo qui con noi Antonio Rapisarda, una domanda al DS. Buonasera direttore, allora oggi partita veramente sofferta perché erano in svantaggio, sono passati in svantaggio per 2 volte hanno recuperato e poi sono andati in vantaggio. Ottima prestazione sempre di Genova, ottima prestazione anche di Di Maria, ma soprattutto ottima prestazione di un ragazzino che credo che se ne sentirà parlare, che è Privitera. Io le volevo chiedere soltanto che se questo appellativo che ormai le hanno messo di squadra fortunata per voi è un vantaggio o uno svantaggio quando dovete approcciare le partite a questo punto del campionato? Questa domanda, sì. Direttore. Sì, mi sento. È andata via per un attimo la linea, comunque già in linea di massimo ho capito quello che volevate dirmi. Sì, la verità è che insomma dopo 11 partite è pure vero che i campionati si vincono con un po' di fortuna, ecco, questa noi in questo momento ci sta pure... È una componente che incide, ma non in maniera forte. Però ritengo che dopo 11 partite non siamo primi solo perché abbiamo per 11 volte vinto fortunosamente, ecco, io penso che i meriti sono di tutti, del Privitera, di tutta la squadra, interamente considerato pure il fatto che oggi eravamo di nuovo per la 4ª volta su 11 partite, eravamo di nuovo in 10, cioè quindi riusciamo a rimontare nonostante l'inferiorità numerica. È successo pure col Santa Croce, abbiamo fatto quasi un tempo, se vi ricordate lì studio, a maggior ragione che seguite il Santa Croce, eravamo in 10, abbiamo ribaltato una partita impossibile, a dimostrazione che non ci sono partite facili in questo campionato. Ed è giusto che sia così. Senta direttore, poi chiudo, io volevo fare anche una domanda un po' particolare, perché abbiamo saputo di un incontro allievi che vi riguarda come società, l'incontro contro la NB Mister Bianco. È successo qualche cosa, qualche ragazzo del Mister Bianco allievo addirittura è stato portato in ospedale. Smentiamo probabilmente qualcosa che si dice in giro, che sia successo qualcosa veramente increscioso. Lei che cosa ha da dire a questo proposito? No, guardate, forse io sono la persona meno indicata a dare un giudizio in merito a questo incontro di ieri. Io quello che so dall'esterno, perché non ero nemmeno presente, so che la Nissa è stata a rincorrere per 2 volte finché ha pareggiato 2-2, poi l'arbitro ha dato un rigore a noi e lì mi risulta che sia stato aggredito da 3 giocatori del Mister Bianco. Di tutte altre notizie, ripeto, purtroppo non vi posso dare informazioni perché non ero presente, e queste sono state le poche cose che mi sono state raccontate. Va bene, allora facciamo una cosa direttore, anche perché è giusto a questo punto sentire l'altra campana. Io, se lei è d'accordo, la prossima settimana farò modo di avere un collegamento sia con l'NB Mister Bianco che con la Nissa per eventualmente riappacificare, perché poi soprattutto a livello giovanile qualsiasi scontro deve terminare prima possibile, non deve avere uno strascico. Non so se è d'accordo pure lei. No, d'accordissimo. Benissimo, perfetto. Allora con impegno della prossima settimana per risentirlo e in modo che così chiariamo e sentiamo anche l'altra campana, perché è giusto a questo punto sentirla. Ovviamente, fatti spiacevoli che devono essere condannati, perché in un settore giovanile, in partite di queste categorie non è compatibile, non è plausibile una cosa del genere. Perfetto. La ringrazio direttore, buon lavoro e buon proseguo di stagione. Grazie a voi. Grazie. Buona serata. Allora Andrea, adesso parliamo di New Team Ragusa Santa Croce, è finita 1-1, tu eri presente allo stadio, ci racconti, nel frattempo possono già partire le immagini di questa partita che è stata
accesissima comunque, si è conclusa 1-1, sullo scadere il New Team ha pareggiato. Un gol ad inizio partita con Buscema e poi il gol pareggio con Bernabò su punizione proprio sul gong. Diciamo. Ci sono anche le immagini poi di questo gol. Tra poco guardiamo anche le immagini, una partita però in mezzo molta noia, molti sbadigli in tribuna come si suol dire in queste occasioni, pochissime azioni da gol, solo un paio ne ho annotate per il Santa Croce, un paio per la New Team, alla fine partita molto noiosa, molto scialba, però chiaramente ormai i 3 punti li aveva in mano il Santa Croce proprio ci sono rimasti male, nei secondi finali del recupero, questa punizione data, bisogna dire, in modo molto generoso dal direttore di gara, il signor Falco di Siracusa, ha permesso appunto alla New Team di portarsi in parità. Attenzione perché questo pareggio porta la New Team comunque in una zona intanto più tranquilla. Il Santa Croce forse ridimensiona le sue prospettive? Un Santa Croce che era partito benissimo, ricordiamo che nelle prime 3 giornate aveva 7 punti, poi alla fine invece sono arrivate tantissime sconfitte, inspiegabilmente anche, perché anche ieri ha dimostrato di essere una squadra dal punto di vista qualitativo che merita di stare in posizioni più alte della classifica, invece stranamente non riesce a vincere in queste ultime settimane. Tra l'altro in settimana ci sono state le dimissioni pure di Lavaccara, poi rientrate. Una situazione un po' particolare. Ecco. La New Team però, bisogna dirlo, ieri ha giocato una bruttissima partita, Ettore. La New Team ha il reparto offensivo che è veramente evanescente, ma ieri hanno giocato male anche gli altri reparti, è veramente una squadra che ieri non è riuscita ad imprimere però gioco alla partita. Ricordiamoci che è sempre una neopromossa comunque, già in una classifica che la vede a metà, voglio dire. Ma in squadra ha insomma gente di valore, ricordiamo Carmelo Bonerrico, Pellegrino, certo ieri c'erano 2 assenze pesanti come quelle di Valentino Conti e Madera al centro della difesa che si sono fatte sentire. Questo è il gol, se non sbaglio, il gol del pareggio. Questo è il gol proprio al 95esimo. Doccia fredda per il Santa Croce. Sì. È veramente dato in modo molto inspiegabile, insomma, in modo molto gratuito dall'arbitro. Va bene, sta di fatto che giustamente da parte del Santa Croce c'è stata molta amarezza. C'è stata l'espulsione pure di Lavaccara. Però contentezza per insomma, la New Team che ha agguantato questo pareggio importante. L'abbiamo detto anche nelle altre settimane, con un mercato di riparazione alle porte chiaramente possono cambiare gli scenari. Certo. Parlando prima della partita con il direttore sportivo della New Team mi confermava questo, sono alla ricerca di una punta. Benissimo, vedremo cosa succederà nelle prossime settimane. Saluto ad Antonio, con lui ci vedremo la prossima settimana. Esattamente, grazie Ettore, grazie a tutti i telespettatori, grazie ai tuoi ospiti, buon proseguimento. Benissimo, io mi sposto perché adesso dobbiamo vedere i selfie che sono arrivati in settimana, dopodiché passeremo alla pubblicità. Questi selfie li vediamo subito o li vogliamo vedere dopo la pubblicità? Ma direi anche subito. Anche subito. Allora, se cortesemente dalla regia ci fanno vedere la clip che riprende i 4 selfie che abbiamo selezionato per questa settimana. Mi confermate? Eccola qui, NB Mister Bianco, sono i ragazzi che stanno andando a giocare la partita contro la Nissa e in mattinata avevano inviato questo selfie. Mentre invece questa è la San Cataldese che in occasione dell'incontro della scorsa settimana, al momento dell'ingresso in campo, hanno messo anche questa bandiera francese per commemorare tutti quelli che sono stati trucidati. Altra fotografia, il mister della San Cataldese pensieroso prima dell'incontro, e poi la Ciriale Calcio, un selfie, qui abbiamo il direttore sportivo Santo Palma della Ciriale che oggi insomma purtroppo ha perso a Modica, complimenti al Modica, ma insomma sfortunati loro che si sono fermati in classifica. Noi non ci fermiamo perché ci lanci la pubblicità. Noi torniamo tra qualche istante, pubblicità. Un buon viaggio. Venite da Atom Viaggi. Servizio di biglietteria aerea, marittima e ferroviaria. Atom Viaggi a Gravina di Catania in via Gramsci 88.
organizzazione di viaggi individuali, viaggi di gruppo, viaggi naturalistici, crociere, visite guidate e viaggi d'affari. Insomma, Atom Viaggi è la garanzia certa che sarà sempre un buon viaggio. Atom Viaggi, info 095 21 1440. Eccoci di nuovo insieme, amici di Penalty, abbiamo qui con noi Alessio Patti, con lui parleremo del campionato di prima categoria, 4 gironi che noi puntualmente di Penalty ogni domenica sottolineiamo, sono il girone A, il girone E, F e G, poi col G abbiamo anche il vicepresidente del Perscicli che insomma ci potrà dare un suo parere su questo Scicli che ha addirittura 3 squadre, 3 società, anzi la battuta gliela faccio subito vicepresidente, ma perché? L'ho fatta anche all'altro dirigente dello Scicli 2013. Perché a Scicli avete 3 società? Perché? Cioè, non riusciamo a capirla questa cosa. Cerchiamo di darci una spiegazione noi stessi, ma non riusciamo. 3 progetti differenti. Tre progetti diversi, perché noi lavoriamo di più con il settore giovanile. Bene, questa è una cosa positiva. E quindi giustamente cosa succede? Appena escono i ragazzi degli allievi, dove vanno? Devono trovare altre situazioni, allora la società Perscicli ha fatto un progetto molto sui giovani. Esatto, bene, infatti la squadra è composta da tutti i ragazzi che sono usciti dalla scuola calcio. Bene, complimenti, guardi che questo è un plauso positivo, perché oggi come oggi tutte le società che lavorano sui giovani sicuramente hanno una marcia in più nella prospettiva. Complimenti hanno ancora. una marcia in più anche in classifica. Anche una marcia in più in classifica. Benissimo, allora parliamo subito del girone A del campionato di prima categoria dove abbiamo il 5 Torri Trapani che pareggia, però continua ad essere la squadra leader. Nel frattempo può partire la schermata dei risultati e la classifica anche insieme ad Alessio. Sì Ettore, perché come si può ben intuire dalle immagini e dalle schermate dei risultati della classifica, 5 Torri Trapani e Cianciana si scontravano oggi nel big match della nona giornata del girone A ed è finita 1-1. Non ne approfitta il Salemi che poteva balzare in vetta alla classifica, che pareggia in casa con l'Atletico Ribera. Ne approfittano invece Città di Giuliano e Pulgatore che vincendo rispettivamente 2-1 contro la Real Unione, 2-1 contro la Libertas Marsala si avvicinano a meno 4 dal primato in classifica, quindi la classifica si accorcia, il campionato diventa più divertente. Certo, la classifica se la possiamo vedere di nuovo, così abbiamo il quadro più completo appunto dove il 5 Torri Trapani svetta con 20 punti e poi sì, tutto da il resto. segnalare anche la risalita in classifica dello Strasatti che batte per 1-0 lo Sciacca. Perfetto, mentre nel girone E abbiamo insomma un altro cambio al vertice, no? Perché adesso il Calatabbiano è stato di nuovo raggiunto da questo Ciclope Bronte che ha vinto soltanto 1-0 in casa, mentre invece il Calatabbiano insomma, si è fermato contro un'altra squadra che è molto importante, il Giardini Naxos 2-2. Ettore, il Ciclope Bronte vince 1-0 contro la Russo Sebastiano, fa il suo dovere perché oggi c'era Calatabbiano, Giardini Naxos, lo scontro al vertice, quindi il Ciclope Bronte non poteva assolutamente fallire l'appuntamento, mancare all'appuntamento con la vittoria. Calatabbiano Giardini Naxos finisce 2-2 in una partita molto divertente in cui è prevalso l'equilibrio, un punteggio giusto che condanna il Calatabbiano a condividere la vetta per questa settimana contro il Ciclope Bronte, mentre il Giardini Naxos rimane a -1 dalla vetta, si avvicina la Real Adrano che ottiene la sua terza vittoria consecutiva. E il Milo che pareggia. E il Milo che pareggia, quindi 5 squadre in 3 punti, c'è la Robur anche a 14, insomma un campionato molto equilibrato e divertente. Apertissimo. Vogliamo adesso il girone F dove il Militello Val di Catania vince soltanto 2-1 contro una squadra che insomma non è proprio fortissima, è ultima in classifica, 2-1 però che serve per accapararsi questi 3 punti che diventano fondamentali la per la Real classifica. Tremestieri ha venduto cara la pelle a Militello, ma il Militello consegue un'altra vittoria e rimane agganciato in vetta alla classifica insieme al D'Agata che con lo stesso punteggio di 2-1 batte il Carlentini.
e rimane in vetta con il Militello, quota 21 per entrambe le squadre, vittoria invece roboante delle Aquile Calatine che rimangono a 3 punti dalla coppia di vetta, 6-2 fuori casa contro un Caramineo irriconoscibile, sta pagando lo scotto del salto di categoria, Sì. ma la squadra comunque degli per così dire extracomunitari è destinata comunque a riprendersi, Ettore, perché sappiamo che il valore di questi ragazzi, valore tecnico e fisico, è di buon livello. Di buon livello. E adesso il girone G, dove avremo modo di parlare anche della squadra per cicli. Allora, abbiamo questo Floridia che pareggia e continua a vincere, a questo punto lo Sporting Eubea. Ettore, mini fuga, mi permetto di dire, per lo Sporting Eubea, che con un 5-0 secco fuori casa contro il Solarino, definirlo scontro diretto è forse azzardato, ma il Solarino prima di questa partita era quinta in classifica, quindi non era una gara semplice per lo Sporting Eubea, che vince 5-0, dimostra il suo valore. Il Frigintini, il Floridia rallenta e si avvicina al Percicli, che conquista la terza piazza con 14 punti, un campionato eccellente per i giovani del Percicli. Eccola qua la classifica. Esatto, 14 punti, vittoria anche per il calcio vittoria, per il gioco di parole, 12 punti e quarto posto in classifica. È un'incognita questa squadra, sì, che non, chissà se con secondo il mercato, me tutti aspettano il mercato di dicembre, perché potrebbe cambiare qualcosa. 10 punti dallo Sporting Eubea per quello che è lo Sporting Eubea, secondo me sono troppi. Però sicuramente 5 dal Floridia non sono molti e potrebbe contendere la squadra, la seconda piazza alla squadra. Qui abbiamo il vicepresidente Maurizio Marenti. Presidente, una sconfitta seppur in casa contro questo Vittoria, insomma, non pregiudica probabilmente i piani. Lei parlava poc'anzi di settore giovanile da valorizzare, però a questo punto anche la prima squadra sta lì, insomma, se la gioca. Sì, se la gioca, ma non ci tireremo indietro se la prima squadra si comporterà da squadra. Certo. Quindi la società resterà d'altronde mi viene in mente un po' la situazione forse differente, chiaramente per palcoscenici, è un po' come il Frosinone, che ha puntato molto sul settore giovanile, è salito in Serie A e... Stai parlando di un altro calcio? No, però è come... lei il campionato di Serie A serve per crescere. Nella nostra squadra ci sono già 2,98 che giocano questi sono numeri in prima squadra. Considerando che ci sono poi 4,97 più 2,96 e poi gli altri ragazzi che li consideriamo più anziani, che il più grande ha 27 anni, consideri che sono tutti ragazzi che nascono dal vivaio del Percicli. Condivido il fatto che se arriva una promozione ce la prendiamo, per questi ragazzi non può essere altro che un motivo in più per crescere, un palcoscenico però migliore. Noi ci dobbiamo augurare che a Scicli, e qui anche Andrea, insomma, voglio sentire la sua, insomma, si ritrovi con un'unica società, soprattutto per delle categorie importanti. Il CND è stata per molti anni la categoria in cui lo Scicli giocava. Ma si considera che a quell'epoca c'era il dottor Guccione. Quindi finanziamenti diversi, diciamo, budget diversi, anche se lui operava sempre con il settore giovanile. Infatti diversi giocatori, fra cui io per primo, esordito in prima squadra nello Scicli, promozione che poi era l'eccellenza a 16 anni. E quindi non è che... ho capito perché curano bene, perché giustamente lei, venendo da quella idea di giocare la carta dei giovani, la riporta anche nella società. Andrea, che ne pensi tu? Chiaramente fa onore al vicepresidente Manenti e tutto lo staff del Percicli questa filosofia di calcio. E in queste realtà, insomma, in questa città come Scicli, piccoli centri, insomma, fare calcio in questo modo credo che sia la ricetta più giusta per affrontare poi determinate stagioni, determinate è chiaro che si arriva, come è stato detto poc'anzi, la possibilità di giocarsi un eventuale playoff, ben venga. Queste sono realtà, Ettore, che dimostrano che giocare la carta dei giovani è al 99% dei casi una carta vincente. Male che vada, hai valorizzato dei ragazzi, puoi addirittura
monetizzare, metto molto tra virgolette questo termine, quindi non si ha nulla da perdere, è un progetto vincente a mio avviso, a mio modesto Un parere. progetto da promuovere, così come da promuovere di nuovo la nostra bella penaltina che ci lancia la pubblicità. Ricordiamo anche il telefono per mandare i selfie e poi dopo avremo l'ultimo spazio dedicato al calcio a 5. Allora, il numero è 336 92 07 27. Torniamo tra qualche istante. Pubblicità. Fate un buon viaggio. Venite da Atom Viaggi. Servizio di biglietteria aerea, marittima e ferroviaria. Atom Viaggi a Gravina di Catania, in via Gramsci 88. Organizzazione di viaggi individuali, viaggi di gruppo, viaggi naturalistici, crociere, visite guidate e viaggi d'affari. Insomma, Atom Viaggi è la garanzia certa che sarà sempre un buon viaggio. Atom Viaggi, info 095 21 1440. A penalty adesso è arrivato il momento di parlare di calcio a 5, a te la parola perché sei l'opinionista per eccellenza. Calcio a 5 subito Serie C1, abbiamo i risultati, abbiamo anche la classifica e sottolineiamo che finalmente una squadra catanese, il Mascalucia, è in vetta in classifica. In compagnia con la Regalbuto, perché gli occhi erano tutti puntati al Pala Villasmundo. 9-3 il risultato dello scontro diretto tra Assoporto Melilli e Mabbonat, una prestazione straordinaria dei padroni di casa che con una tripletta di Tarantola, la tripletta di Giannino, doppietta di Bocci e gol del portiere addirittura Salvo Russo, battono per 9-3 l'ex capolista Mabbonat e permettono il sorpasso della coppia Regalbuto-Mascalucia. La Regalbuto non ha vita semplice contro il Camarina, la squadra di Paniccia domina 3-0 nei primi 12 minuti, poi mantiene il risultato e c'è il ritorno degli ospiti negli ultimi minuti che fa venire qualche brivido alla tifoseria regalbutese. Ma la sostanza non cambia, la Regalbuto ottiene 3 punti importantissimi, vola in vetta alla classifica, così come il Mascalucia che a dispetto del risultato di 2-0 gioca una partita molto offensiva, crea veramente tantissimo e se questa partita non è finita 10-0, il Città di Leonforte lo deve al proprio portiere Iraci che para veramente di tutto, doppietta di Finocchiaro decisiva per il primato in classifica e un 2-0 che sicuramente fa ben sperare in vista della prossima partita contro il Cus Palermo, quinto successo consecutivo e partita senza subire gol, che è sicuramente un dato molto importante. Più in basso in classifica, Sì. chiedo scusa, vittoria dello United Capaci per 13-3 sul Real Futsal e quindi scavalcato in classifica e quinto posto in classifica per uno straordinario Marsala Futsal che alla terza vittoria consecutiva con le doppiette di Pizzo, Bonura e il gol di Chirco, insomma la squadra allenata da mister Picciotto vive un bellissimo momento. Sale a quota 13 punti in classifica e chi lo sa che già dalla prossima settimana non può fare uno sgambetto proprio alla Mabbonat. Benissimo, e adesso subito la Serie C2, anche perché abbiamo un servizio poi tra poco che riguarda l'Acragas. Esatto. E quindi in questo modo salutiamo tutti gli amici di Agrigento che ci seguono tantissimo. Sì. 10ª giornata anche per la Serie C2, possono già partire i risultati, girone A, e abbiamo lo 091 che è ancora in vetta. Sì, anche qui un cambio della guardia Ettore al primato perché lo 091 riconquista la vetta, sale a 26 punti e sfrutta il KO dell'Atletico Palermo che viene agganciato anche dallo Sporting P5. Sornione si avvicina anche all'Area al Parco con 22 punti, 4 squadre in 4 punti, qui se ne vedranno delle belle. Perfetto, girone B, abbiamo qui appunto la partita Agragas Futsal GR Sport che tra l'altro vincendo consolida la sua prima posizione in classifica. Esatto Ettore, possiamo vedere il servizio perché Agragas GR Sport è stata una partita meravigliosa. Ecco, qui nel frattempo ci sono i risultati, vediamo un attimo la classifica e poi vedremo anche il servizio così per avere anche un quadro più completo. La classifica del girone B,
dove appunto la Ger Sport con 28 punti è in testa e poi c'è questa Vigor San Cataldo che con batte 25. 4-2 l'Atletico Canicattì. Attenzione perché la prossima settimana ci sarà Gear Sport Vigor San Cataldo. Allora guardiamoci il servizio Akragas Futsal Gear Sport. Capolavoro Gear Sport. Finisce 4-3 per i piazzesi lo spettacolare scontro diretto ad Agrigento contro l'Akragas, dopo una gara concitata e combattuta in cui entrambe le compagini hanno lottato strenuamente per il conseguimento dei 3 punti. Non sono bastati ai padroni di casa il cuore e l'ottima gara disputata, e la Gear Sport mantiene così il primato e stacca di ben 6 lunghezze in classifica agli agrigentini. La gara si apre subito a ritmi altissimi, con la Gear Sport più in palla a costruire numerose azioni da gol. E però l'Akragas a portarsi in vantaggio grazie al gol di Agnello, scatenando l'entusiasmo dei tifosi. Dopo il gol del vantaggio, la Gear Sport reagisce e punisce il poco cinismo sotto rete dei padroni di casa, pareggiando i conti allo scadere del primo tempo con un grandissimo gol di pregevole fattura. 1-1 quindi al termine della prima frazione di gara, un punteggio giusto per 2 squadre che giocano a viso aperto, un gran futsal. Nella ripresa il copione non cambia, Akragas e Gear vogliono i 3 punti e si votano all'attacco alla ricerca dei gol decisivi. Dopo 5 minuti è la Gear Sport a passare in vantaggio grazie ad una prodezza balistica, ma l'Akragas non si demoralizza e non molla, preme sull'acceleratore e trova il gol del pareggio ancora con Agnello, che riequilibra la gara con un gran gol e porta il punteggio sul 2-2. La fame di vittoria cresce da ambedue le parti e sono ancora i piazzesi a portarsi in vantaggio con il gol del 3-2 che beffa il portiere avversario e proietta la sua squadra ancora più in alto. Il cuore degli agrigentini però è oltre ogni limite, la squadra di casa pressa e riesce a pareggiare nuovamente i conti a 10 minuti dalla fine con il gol di Sutera Sardo. Per gli agrigentini arriva anche la ghiottissima opportunità di passare in vantaggio quando al 52esimo viene espulso il numero 9 degli ospiti. Con la Gear Sport in 4, l'Akragas non riesce a pungere e ristabilita la parità numerica, i piazzesi segnano il gol decisivo a 2 minuti dalla fine, portando a casa 3 punti fondamentali che permettono di staccare gli avversari di 6 lunghezze e rimanere a 3 punti di vantaggio sulla Vigor San Cataldo. Per gli agrigentini rimane l'amaro in bocca in una gara che si poteva vincere con un po' più di cinismo, ma il campionato è ancora lungo e la squadra biancazzurra è decisa più che mai ad andare fino in fondo. Complimenti alla Gear Sport e adesso collegamento con l'allenatore del Città di Oliveri, Serie C2, Girone C, parliamo con mister Sebastiano Spinella. Buonasera mister. Buonasera a tutti, complimenti per la trasmissione che rende vivo il futsal siciliano e non solo il futsal. Grazie, merito anche e soprattutto al nostro ad Alessio Patti. Mister, questa Città di Oliveri che zitta sta lì e sta in una posizione importante in classifica, avete un sogno, avete un progetto, ci racconti qualcosa? Abbiamo un sogno, sì, siamo lì, siamo secondi, lottiamo ormai fino alla fine, il nostro sogno è quello là di arrivare nei playoff, quello principale è questo, e poi giustamente tutto quello che arriva lo raccogliamo. È stato un inizio difficile perché non abbiamo mai fatto una partita al completo, abbiamo avuto quasi sempre infortuni, da Maisano la seconda giornata di campionato, a Roccamo, a Giuffrida e così via, quindi non siamo mai stati al completo. Però lottiamo lì, siamo una matricola, ricordiamo a tutti che siamo una matricola, però abbiamo anche dei giocatori di esperienza, abbiamo un gruppo compatto anche con alcuni giovani. Mister, la squadra da battere è indubbiamente la Ciplatani, però questa bella vittoria che avete conseguito contro la PGS Luce nello scontro diretto, vi sentite l'anti-Ciplatani? Chiedo scusa, forse la domanda può sembrare un po' cattiva, però credo che siete voi l'unica forza che può veramente contrastare la strapotenza degli acesi. Ma guarda, la Ciplatani la conosciamo tutti, un allenatore di categoria come Bosco, Finocchiaro, Tornatore, Latina in porta, cioè persone che hanno fatto la Serie A2, noi non ci sentiamo persone che abbiamo fatto la Serie A2, no, sto scherzando.
Comunque noi tentiamo fino alla fine, facciamo queste 3 partite e poi abbiamo lo scontro diretto in casa con la Ciplatani e lì poi ve la giocherete. Esatto, ma stiamo con i piedi a terra perché siamo una matricola, come ho detto prima. Certo. Ed è giusto farvi complimenti per il bel progetto, Infatti. per quello che avete costruito. Complimenti mister, allora un in bocca al lupo per il proseguo della stagione, speriamo di poterci risentire e rivedere anche qui negli studi di Penalty. Grazie ancora, in bocca al lupo. Grazie a tutti. Grazie al mister del Città di Oliveri, Sebastiano Spinella. E adesso velocissimamente gli ultimi 2 gironi, appunto sottolineiamo il girone C con la classifica e i risultati, anche se già lo abbiamo anticipato con la presenza del diciamo mister. semplicemente che torna alla vittoria la Ciplatani dopo 2 pareggi consecutivi, un 8-2 importante ai danni del Meriven. Approfitta dello scontro diretto tra Oliveri e PGS Luce il Nike Club, che vince per 6-3 col Saponara, mentre non ne approfittano Mortellito e Milazzo, che pareggiano tra di loro per 3-3. A conferma che la città di Scicli è una città che ama il calcio a 5 come il calcio a 11, anche il calcio a 5 sta andando fortissimo, prima in classifica nel girone D, appunto, di Non Serie dimentichiamo C2. i trascorsi nella Serie A, i bei tempi di Scicli, e questa città di Scicli vuole quantomeno provare a riportare entusiasmo. Il primo posto, 23 punti, con la vittoria per 7-2 di oggi sul Promelilli, sono sicuramente segnali importanti anche da Sortino. Chiamiamo la classifica, eccola qua. 8-1 ai danni dell'Arché Siracusa, pareggio del Villasmundo per 2-2 fuori casa con l'Olimpia Siracusa, ha recuperato lo svantaggio iniziale di 2-0 e torna alla vittoria anche l'Arcobaleno Ispica con un ottimo 6-2. Ettore, scusami, ne volevo approfittare per ringraziare Giuseppe Paradisi e Costantino Ciulla, che ci hanno dato un ottimo contributo per il servizio Acragas Gas. Perfetto, li ringraziamo, così come ringraziamo tutte le città piccole o grandi che seguono anche il calcio a 5. Siamo molto seguiti, Grazie ad Alessio, che salutiamo, e con lui insomma ci vedremo la settimana prossima per parlare di prima categoria, ma anche come al solito di calcio a 5. Mi avvicino da questa parte per salutare intanto il nostro Andrea Lovento. Ti ho visto in questo momento impegnato con una... Visto che noi promuoviamo i selfie, sì. A parte questo, perché so che è arrivato un sms di un tifoso della New Team Ragusa. Per quanto riguarda la partita di New Team Santa Croce, la punizione è stata data in modo molto generosa alla squadra della New Team, però c'era un rigore. Lo puoi confermare? Lo confermo senza noi siamo sportivi anche per questo, no? Insomma, lo sottolineiamo perché è fondamentale. Grazie ad Andrea. Grazie a te e un saluto ai nostri amici da casa. Con lui ci rivedremo la settimana prossima. Vicepresidente Maurizio Manenti della squadra per Scicli, complimenti per il discorso riguardante tutto l'ambiente giovanile che è inserito in prima squadra. Il Presidente è contento di tutto questo? Sì, lei è il Vicepresidente, però ci ha già detto che insomma fa un po' tutto, non soltanto il Presidente e il Vicepresidente. Sì, è contento anche lui, quindi tiriamo avanti. Fate lavorare il mister in santa pace, non lo pressate. Con noi devono lavorare tutti in santa pace. Benissimo, complimenti. Ci dobbiamo divertire, il nostro motto è divertire. Chiaro. Bene, complimenti anche a voi per tutto quello che di bello state facendo con i giovani, e ci vedremo sicuramente presto sempre qui a Penalty. Grazie. Siamo quasi in chiusura, anzi siamo in chiusura, è il momento dei saluti. Chi vuoi salutare? Francesco Carrabino, per cortesia, che ce lo dimentichiamo Imprinting Movie, il responsabile della grafica della nostra trasmissione. Sì, vedo che ti fa selfie dalla mattina fino alla sera. Vabbè, poi è quello che salutiamo più di tutti. Però io invece voglio salutare, a parte giustamente Francesco Carabino della Imprinting Movie, voglio salutare tutta la redazione di Sicra, nella persona di Achille Teghini, Alessandro Fragalà, Lucy Gullotta, e poi anche un ringraziamento ad Alessandro Calabrese e Gianluca Barbagallo. Naturalmente anche tutta la regia di Modica, Michele Rizza, Carmelo Gennaro, Renato ed Elio Scollo. E vi anticipiamo che molto, ma molto presto Penalty cambierà, però non possiamo dire niente, ma molto presto. Non escluso fra 7 giorni, però non lo vogliamo dire. Vediamo. Non lo diciamo. Si sa mai. Salutiamo Jenny. Io saluto i nostri amici che ci seguono da casa, grazie a tutti per i selfie, torniamo domenica prossima. Noi ci vedremo appunto domenica prossima in diretta alle 19, ancora una volta su Video Mediterraneo. Arrivederci a tutti.